CP, resisti! Ovviamente sono viewster di pollo e tacchino, non preoccupatevi. E sono riuscito a far arrivare tutti i miei pitbull e bull terrier a 16 anni e oltre, non preoccupatevi. Brutto dire così, ma guarda che si fa di quel terrorismo con i cani, ragazzi, porco. I cani appunto. È un po' come nella nostra vita. Certo non farà bene il vino, non farà bene il fritto, questo e quello, ma una volta ogni tanto fa bene all'anima e di conseguenza a tutto l'organismo. Per anima intendo alla mente, allo stato interiore, alla psiche, la quale poi si ripercuote anche negli organi, negli altri organi, che la psiche è all'interno del cervello. Magari non tutti lo sanno, e anche l'anima. Una volta l'anima era quello, poi le religioni hanno detto no dai, aspetta che trasformiamo l'anima e facciamo diventare un qualcosa di più etereo, un qualcosa di più remunerativo. Gli unboxing quelli miei. Questo è un attuatore frizione per la mia Ducati soldi buttati e vedrai che figata quando ho montato su. È nella parte a vista del motore. Stellina non cammina proprio più, povera. GP, mannaggia. Dai che bene che sta con un capottino. Bello robusto, spesso, caldo. Respira. GP, non morire adesso. Che te lo buttai viewster? No, è viva cancara. Perché ti fai scarsi poretta perché è sorda. Allora le urlo, le fischio e lei niente. Poi si è girata per altri motivi, si era passato qualcosa. Quindi è wiwa. Sì, taglia perfetta, dai. Essere incastrata in giardino non si alzava più. L'ho presa in braccio e messa giù in piedi, resta in piedi, vedi. Cane, è buono? Scotta? No, te l'ho fatto tiepido. Scotta mica? Scotta! Ma no, dai! No, ma cammina lei, mi fa sempre gli scherzi, brutta cancara. Guarda. No, lei cammina, fa i suoi giri, va, fa, briga. Porco cane. Sono contento di avergli preso quel capottino, è proprio tanto caldo, impermeabile. Visto che si rovescia sempre, sta al bagnato, eccetera. Questo è proprio impermeabile al 100%. E dentro ha tutta la sua bella franella. Buongiorno. Per me l'ansia gli è andata una riverniciata, è cavolo. È vero che da tanto non ci venivo, però non mi ricordo sti colori così accesi. E neanche che il disegnetto là, quello là, non mi ricordo. Una delle cose estremamente tipiche di Caorle sono i calamari da sport. Per questo motivo andiamo nella polpetteria dove fanno le polpette. Questa scatola delle emergenze con gli scovolini. Simpatico. Il mio casco che si ingroppa, quello dell'Alessia. Volatile che è qua, che dov'è? Lo so, mi guarda come per dire cos'hai, ma no, cioè fa male a lui ste robe. È tornato, ti fa sentire una bruttissima persona. Che non ho niente. Dai. Boh, gliene hanno dato l'arachide. No, gli ha dato l'arachide. Sì. Ma no, poretto. Ne mancava solo che sta cagata di howling. Rieccomi qua. No, non è un porno, è un viewster. Porca. Buongiorno. Buon risveglio. Sì. Guarda, la mente TCP e bistecchine del poastro col burro. Qua da mia nonna le sto facendo i suoi gnocchi preferiti con la salsiccia. Quello che non capisco, magari sono mica con problemi, è che se sommi l'aglio alla salsiccia sa da ganza. Sanno che ha senso. Mamma mia, guarda che spettacoli. E che no, lo fa giallo il video. No. Il CP poretto è quasi come non ci fosse più, sai. Ho avuto una specie di morte cerebrale, nel senso che è viva, però non c'è proprio più. Io ero venuto subito qua perché da un giorno e mezzo che non mangiava e alla fine ho capito perché non mangiava. Le ho fatto le bistecche, le avevo avanzate, e poi l'ho imboccata e mangiava tutta di strafogone, mangiava con molta fame. È perché lei non riesce più a trovare la ciotola, cioè proprio non c'è più. Era lì in giardino, così ferma, che guardava niente, allora l'ho presa, l'ho portata dentro in cuccia,
e l'ho imboccata e gli ho messo il ciotola davanti, adesso sta mangiando con molto appetito. Poretta, quindi io adesso starò qui nella casa vecchia e l'assisterò insomma fino alla fine, insomma, ecco, perché purtroppo è così. Andrò via magari giusto i weekend, perché poi tanto qua ho parenti che le stanno dietro, però forse è un bene, cioè il fatto di essere partiti così con la testa credo che le renda, perché quando ami una persona, un animale, devi sempre pensare al suo bene, non a quello che provi tu. Quello che provi tu è egoismo, hai capito? E quindi credo che questa sorta di morte cerebrale, questo rincoglionimento che ha il cane, le faccia fare un salto relativamente facile dall'altra parte. Cioè la serie ormai non capisce più un cazzo, quindi anche se muore sarà una morte facile, insomma, ecco. Quindi da una parte sono contento, dai, Amy. Per quanto siano ovvie le risposte dei veterinari, magari non tutti lo sanno, magari non tutti sanno come funzionano queste cose. Mi è stato detto sì che se serve, insomma, l'accompagnano con la puntura, cosa che io in teoria non farò, perché almeno la morte dell'altro per vecchiaia è stata veramente dolce e naturale. Cosa significa? Che tutti dobbiamo morire, Fioi. Io ho provato a spiegarlo più volte, soprattutto per quanto riguarda la storia del CP, e abbiamo poco da mentirci, cioè il cane sta male, il cane non mangia, qua e là, certo ti dispiace, ma cazzo, il doppio degli anni, ragazzi. Cioè io ho cercato su internet, non ho trovato nessun pitbull più anziano di lei in tutto il mondo. Attenzione, pitbull di pura razza, perché ne ho trovati di più anziani, però erano meticci, allora, hai capito? Quindi questa specie, questo animale, questo individuo ha fatto il giro 2 volte, Dio caro, del suo orologio biologico, e cosa vuoi farci? Cioè, siamo felici, io sono felice che abbia vissuto il doppio di quello che doveva vivere, però cosa vuoi fare? C'era inevitabile la morte. Io è da anni che lo dico, soprattutto prendendo, ripeto, l'esempio del CP, sono preparato, tra virgolette, certo mi dispiacerà, ma è da una vita io che penso che lei domani non c'è più, domani non c'è più, domani non c'è più, ma così come non solo di lei, ma di tutto il resto, anche su me stesso, hai capito? E così, è stato un cane che ha sempre vissuto benissimo, è sempre stata trattata da Dio, ha sempre girato, tra virgolette, non nel senso che me la sono portata dietro come bagaglio, perché dovevo far vedere, dimostrare qualcosa, questo assolutamente no. Ci sono state situazioni in cui se faceva troppo caldo, c'era caos o rischi, il cane è stato a casa, ok? Perché così deve essere la vita, non bisogna complicarsi inutilmente le cose e far vivere male agli altri la vita e questo percorso, insomma, e quindi lei ha vissuto nel migliore dei modi, ha sempre vissuto con equilibrio, come ho vissuto io con equilibrio, lo ha vissuto anche lei, con estremo equilibrio. Ha fatto i suoi giri, ma sempre senza esagerare, è stato sempre tutto piacevole, ha vissuto con altri cani, ha conosciuto altri cani, ma sempre senza esagerare, senza che si rompesse il cazzo, senza che nulla fosse forzato e basta. Dai, CP, hai avuto, scusate per il video qua al buio, hai avuto una buona vita, non è mai mancato niente, di niente proprio sotto nessun aspetto, quindi insomma, ragazzi, la morte dobbiamo imparare a accettarla, cioè non è una disgrazia, la morte è parte della vita. Quindi questa ha vissuto da Dio, non ha mai avuto problemi, ha fatto il doppio degli anni che doveva fare, alla fine bene. Cioè, c'è un po' di contrasto, no? Non credo che farò particolari post strazzalacrime con le minchiate lì, perché come tanti pensatori del passato io resto convinto che sia assolutamente inutile, se non deleterio, dedicare così tanto tempo, energie ed attenzioni al dolore quando non necessario, ok? Piuttosto queste energie, questo tempo io le ho preferite dedicare alla cura di chi mi è stato a fianco in questo percorso, che siano persone o che siano animali, ok? Quindi, tipo, non so, anche mia nonna
faccio un esempio, non le porterò mai i fiori in tomba, che cazzo me ne incula, forse neanche non piangerò, però ora faccio di tutto per renderla felice, per essere presente, per fare le cose buone da mangiare e via discorrendo, per ringraziarla di tutto quello che è stata nel passato, eccetera, hai capito? Credo che dobbiamo dirottare meglio le nostre risorse, quindi anche col CP sto facendo di tutto per farla star bene, per farla mangiare bene, ma non impiegherò meno risorse nel lacerarmi l'animo e più risorse nel renderle piacevole questi momenti. Sì, appunto, monto un video dopo una vita perché non ho più avuto tempo a causa lavoro. Poi non so cosa è successo all'algoritmo di YouTube durante il viaggio a Cipro, o vacanza come amo chiamarla io. C'è stato un calo drastico delle visualizzazioni. Io ripeto, non è che mi interessa assolutamente le visualizzazioni, anche perché, ripeto, questo è l'unico canale di tutta YouTube che è demonetizzato, quindi l'unico canale al mondo che fa le cose per passione, non per soldi. Però arrivi un po' anche a un punto che dici, cazzo, se c'è così troppa poca gente non ha neanche senso muoversi. Quindi adesso vediamo, probabilmente ritornando in Italia a vivere la van life ritornerò a avere un po' il pubblico alla quale ero abituato a avere prima, anche perché ho visto nell'ultimo video 0 commenti, ma proprio neanche dai soliti che commentavano, proprio 0, molto strano, molto strano, non so cosa è successo, perché il mio canale è sempre stato ultra sfigatissimo sotto questo punto di vista, cioè le ha avute tutte, è stato hackerato, veramente le ha avute tutte, quindi per quanto riguarda la SEO di YouTube siamo proprio sotto gli zerbini qua. Povero cane, è un po' triste perché ha perso completamente la vista e l'udito, sono qua che la imbocco, se no non può mangiare. E anche stasera i petti di pollo al burro e glieli taglio poi fini e la imbocco, glieli do tiepidi, se no sta qua butta giù bollente. Oh, se vi spremo bene d'inverno a voi. È che oggi è giovedì sera e domani devo partire per andare in area camper. No, beh, non ce la faccio, credo, a sopravvivere domani mattina. Non lo so, proviamo. Perché ogni tanto sta bene anche dargli una scaricata, cioè scarica e carica completa. Le si danneggia quando stanno troppo tempo troppo cariche, tipo al 100%, e quando stanno troppo tempo scariche, tipo, non so, il 10%, il 5%, quelle cose lì. Magari il 10% va benissimo, insomma, ecco. Anche perché qua ci sono 600 ampere, quindi il 10% di 600 ampere è tanta roba. Adesso è dura, ti risparmio la scena, non lo faccio vedere per correttezza, perché non tutti hanno la forza interiore per sopportare certi ostacoli della vita, anche se gli ostacoli sono rivolti ad altri, in questo caso a me. Ma a brevissimo arriverà un punto veramente difficile perché lei non riesce più a muovere la bocca, quindi prima è riuscita a mangiare qualche pezzettino di wuster, ora è lì puretta che vorrebbe, ma non riesce a aprire la bocca, perché proprio ormai il cervello non comanda più niente. E oggi è venerdì, vabbè, insomma, aspettiamo un paio di giorni e vediamo, perché io non voglio farla soffrire, capito? Cioè inutilmente, insomma, ecco, soffrire tutti soffriamo, se serve. Vabbè, io mi sono preso questo fine settimana di pausa anche per pensare e riflettere un attimo, e il CP non apre più la bocca. Adesso aspetto ancora fino a domani mattina, che è domenica, e valuto se portarla al veterinario domenica mattina o attendere lunedì mattina, perché non vorrei farla morire di fame, insomma, ecco. Lì è un problema cerebrale, una cosa che ha da anni, che ovviamente poi col tempo si è degenerata, non si poteva far nulla, e la causa è l'estrema anzianità e le varie, come si chiamano, delle specie di ictus, ischemie che ha avuto, cose normalissime, mi dicevano i veterinari, sempre dovute all'età. Comunque stiamo parlando di un'età estremamente avanzata, non di un'età avanzata. Un pitbull di 17 anni, ragazzi, cioè non so se ci capiamo. Quindi niente, è inutile
star lì a ingozzarsi di dolore, come diceva il buon Rossell, non è necessario, e invece è necessario cercare di far sempre il possibile oltre per risolvere ogni problema e vivere appunto il meno dolore possibile. Il mio cane non ho mai fatto mancare nulla, di nulla sotto ogni punto di vista, ha sempre vissuto benissimo e in questi ultimi anni, sempre in visione di questa fine, di questo saluto, come ogni cane anziano che ho avuto, le ho dedicato più attenzione, insomma, ecco, in vista di questo saluto. Quindi niente, così la vita, ragazzi, cioè non c'è morale, non c'è niente. L'uomo deve sempre trovare una morale alla nascita, alla morte, per quello crea Dio, la Madonna, il bue, l'asinello, Buddha, Maometto, Krishna, mieri e mieri di giustificazioni a questa cosa che è il caso incontrollato, e questa è la vita. Semplicemente nasciamo e moriamo, non c'è ragione perché moriamo magari a 3 mesi di vita, 1 anno di vita, no? Ah, disgrazia, il bambino giovane che è morto, Dio l'ha voluto con sé, il mio cazzo ha voluto con sé, è morto perché poveretto aveva malformazioni genetiche piuttosto che malattie, piuttosto che è successa una disgrazia. È uguale a tutti noi, non c'è nessun destino, non c'è niente, si nasce così per sbaglio, dopo milioni di anni ci sono state queste forme evolutive di vita che hanno creato gli animali, addirittura queste bestie qua che riescono a creare questi pensieri, riescono a creare processi cognitivi, che siamo noi, è l'essere umano, no? Ripeto, è sempre tutto un caso, così è la realtà, ragazzi, è la realtà. Dopo, se uno non vuole accettarla perché è dura, allora certo si aggrappa alle storielle, certo. Non mostro purtroppo Cividale perché non sono a mio agio oggi, però è una bellissima città. Ah, che sì, quello intendi. Sì. Questo Titanic. Appunti interni, quando Alessia mi dice dai che stiamo da me, stiamo nel divano, letto, divano, divano, letto, divano, ok, significa questo. Una passeggiata romantica. No, Dio digestiva. caro, no, nel senso che guarda, Più cioè, romantico di così? no, Dio caro, se uno mi dice divano, mi penso al divano, cazzo, dai, no. Dopo andiamo sul divano. Credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via di uscita c'è.